Taglio del nastro per la 33esima festa del Radicchio Rosso di Treviso a Rio San Martino di Scorzè. Organizzata dalla Proloco di Scorzè e dall'Associazione Amici del Radicchio, la festa inaugura per tradizione la stagione delle mostre dedicate al Radicchio Rosso IGP, di cui costituisce l'evento più rappresentativo. Non solo per i numeri, con oltre 70.000 visitatori attesi al Pala Radicchio di Rio San Martino nei 17 giorni di eventi in programma, ma anche e soprattutto per la qualità intrinseca della festa, che accoglie e promuove le migliori produzioni agroalimentari del Veneto. Il radicchio è una realtà del territorio, cioè un prodotto del territorio che veramente ci accomuna. Oggi, vedendo tutti i sindaci del territorio vicini insieme, ho pensato il radicchio può essere un viatico di unità, di insieme e di promozione insieme. Una qualità da ammirare e soprattutto da gustare. La festa infatti si distingue da sempre per la qualità della sua offerta gastronomica, garantita dall'alta preparazione dei volontari. Periodicamente facciamo una riunione in cui in quella serata vengono degli chef a spiegare come si fanno le pietanze nel nostro Palla Radicchio, perché è importante che tutte le componenti del piatto che viene servito alla festa siano ben trattate, ben lavorate anche in cucina. Tra le novità del programma di questa 33esima edizione, una mostra fotografica dedicata alla Grande Guerra, a cura dell'Associazione Culturale Il Rivolo. Noi abbiamo voluto organizzare questa mostra per ricordare innanzitutto questa tragedia della Prima Guerra Mondiale. Rimarrà aperta fino alla terza domenica, compreso il lunedì, per cui c'è l'occasione, con tutte le giornate in cui verrà aperta, di poter ammirare, poter ricordare e rivivere insieme alle tragedie dei soldati anche quei luoghi che noi tante volte adesso visitiamo, ma non stiamo lì, non ci soffermiamo, ecco. Questo è il nostro scopo. E tra i tanti eventi in programma nelle prossime settimane, l'appuntamento con la gara di barzellette solidali, Raccontane un'altra, sabato 22 novembre, e il giorno prima, venerdì 21, la cena con i consorzi del Radicchio del Veneto, durante la quale si potrà degustare il piatto 3R di bontà. A partire da venerdì 21, praticamente, avremo l'apertura della rassegna enogastronomica del Radicchio con tutti i prodotti veneti IGP. La grande novità di quest'anno, il risotto di Verona, IGP, con il radicchio, le 3 R di bontà, radicchio di Treviso, radicchio di Chioggia e radicchio di Verona. Potrete degustarli venerdì 21 alla sera.